Una profonda riqualificazione di un ospedale di Abobo, in Costa d'Avorio, e l'ambizioso progetto di estirpare le epatiti B e C che affliggono 1 milione di persone in Burkina Faso. Il piano Marshall per l'Africa passa dalla QAM Medici con l'Africa e dall'Università di Padova, elevati a modello per l'avvio di un metodo di cooperazione internazionale più strutturato e determinante nella vita dei paesi, con progetti più ampi e di alto impatto. Un cambio di passo che si deve alla vision di queste due istituzioni in larga parte integrate, perché molti dei medici che partono con il QAM si formano proprio all'Università di Padova. Per suggellare l'avvio di questi progetti per un impegno di spesa di 12 milioni di euro sono arrivati il ministro consigliere della Costa d'Avorio in Italia, a Chiapo Nciò Virgile, e l'ambasciatore Stefano Gatti, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo. Sono progetti grandi perché i problemi sono grandi. Parlo della Costa d'Avorio dove c'è ancora una mortalità da parto e una mortalità neonatale infantile molto elevata. Vuol dire che faremo 3 piani. Il primo piano sarà dedicato alla maternità con le sale parto e le sale chirurgiche per in caso di cesareo. Il secondo piano sulla neonatologia e di cure intensive, e terzo un spazio per il training del personale locale. Ecco, questo faremo su questa realtà e lo faremo nei prossimi 2 anni. In più l'altro paese è il Burkina Faso, che ha invece un tema gravissimo di epatiti. Epatite B 1 milione di bambini, epatite C 300.000, e dobbiamo ridurre la diffusione e la letalità di queste patologie. Con una mortalità molto precoce, intorno ai 20-30 anni, perché questi pazienti si infettano in periodo neonatale, proprio durante la gravidanza, da madre a figlio, e quindi sviluppano le malattie, la cirrosi, il cancro molto presto in vita, quindi c'è una mortalità molto, molto alta. Possiamo dire come procede questo piano Mattei? Sicuramente il sistema della cooperazione italiana è chiamato proprio dalla sfida del piano Mattei di velocizzare e semplificare le proprie procedure, trovare modi nel rispetto delle regole, nel rispetto della legge, per essere più veloci e efficaci. In questo progetto noi in 10 mesi, tra i primi incontri in Costa d'Avorio con l'autorità, col ministro della sanità della Costa d'Avorio, insieme con Dondante, a oggi che il QAM e l'università hanno ricevuto i finanziamenti, il nostro governo, noi abbiamo approvato i progetti, siamo adesso in fase di realizzazione. Beh, direi che è abbastanza un record e fa vedere che si può andare più veloci. È una via che è stata anche adottata dal nostro governo, il QAM e il suo modo di operare con l'Africa. Sì, il fatto che si tratti di un piano, il piano Mattei, significa che c'è dietro, è stato provocato un pensiero, una riflessione, e quindi che c'è la disponibilità a progettare. Io non penso che certe iniziative abbiano la storia soltanto di persone, penso che sia una storia del nostro paese. Il nostro paese è affacciato all'Africa, non può non dialogare e non cooperare per l'Africa, e quindi anche nel cambio dei governi occorre camminare lungo questa strada, è indispensabile e necessario.